In questi giorni molto drammatici per l'umanità, penso che la polemica si può lasciare tranquillamente nel cassetto. Getta acqua sul fuoco delle polemiche contro Matteo Salvini, Fulvio Pettenà, e lo fa a seguito dei commenti sui social di un altro leghista doc, Marco Serena, sul caso Polonia e la maglietta con l'effigie di Putin consegnata dal sindaco di una città a confine con l'Ucraina, con relativi insulti della gente intorno al segretario del Carroccio. Penso che abbia perso il contatto con la realtà. Cosa sia andato a fare in Polonia in questo momento è fatto noto solo a lui e chi lo consiglia malamente. Il tenore di uno dei messaggi di Serena durante una discussione su Facebook che l'ex sindaco di Villorba ha confermato anche oggi, sottolineando però di non voler aggiungere altro. Probabilmente è sicuro di riscuotere un provvedimento disciplinare simile a quello pendente su Petenà, che invece su questo caso si schiera dalla parte del capitano. L'iniziativa di Matteo Salvini, sentendo anche nella sua intervista le motivazioni, si rivolgeva soltanto a arrivare in un territorio mettendoci la faccia, guardando di persona e non restando seduto a Roma. Segnali di una Lega che cerca di dare l'immagine di compattezza, almeno all'esterno, quanto di insofferenza per iniziative e prese di posizione di Salvini, da discutere però rigorosamente a porte chiuse. Così si moltiplicano le bocche ufficialmente chiuse, che però fanno fatica a digerire chi mostra di puntare sulla memoria corta degli elettori garantita dei continui stimoli sui social. Un'ondata che cresce nel nord-est e che chiede ai vertici di adottare lo stile Zaia, fatto di maggiore sobrietà, ma soprattutto di maggiore attenzione su scelte o prese di posizione. Ma attenzione, ci dicono tutti al termine delle confidenze, questo non è ancora il momento di cambiare. La leadership all'interno della Lega di Salvini è in discussione o no? Assolutamente no, ha dimostrato di voler metterci la faccia e si è recato in un posto dove tantissimi altri sicuramente non prendono neanche il biglietto.